non sono stati solo le polemiche, pensate a tutto, alla seconda più alta acqua alta di tutti i tempi, un incidente sfiorato quando per 25 anni non c'era stato nessun incidente, una serie di sfortuna mica da ridere. Pino Musolino tira dritto, più forte delle difficoltà oggettive del suo mandato, impermeabile a polemiche e divergenze con Regione e Città Metropolitana di Venezia, si ricandida alla guida dell'ente che in questi anni ha trasformato con l'ingresso di Chioggia da Porto di Venezia a sistema portuale del Veneto, forte dei risultati ottenuti. È un porto che ha adesso la possibilità di fare dei dragaggi nei prossimi anni, è un porto che avrà infrastrutture importanti come il ponte ferroviario a fianco del ponte strallato, che avrà una serie di iniziative importanti come la realizzazione di Monte Sindial con la bonifica di 88 ettari, la creazione del porto del futuro, quindi è un porto che sta bene con un bilancio che avrà metà dei debiti che io ho ereditato, c'erano 160 milioni di euro di debiti, oggi ce ne sono circa 80. Aumento dell'efficienza e della competitività, sostenibilità e innovazione. Musolino è un fiume in piena e si stupisce del dibattito odierno sui contraccolpi che l'entrata in funzione del Mose provocherà al porto. Signori, non è che è comparso dal nulla, cioè ci sono voluti 17 anni, io ricordo, come vi dicevo, che se ne parlava da quando ero letteralmente all'asilo, l'hanno cominciato a elaborare quando ero al liceo e nel 2003 io ero al terzo anno di università. Se noi arrivassimo alla capacità di prevedere con assoluta certezza nella finestra 6 ore prima della marea e non nella finestra come quella che è stata utilizzata stavolta 48 ore, avremmo un calo drastico dei falsi positivi, fra virgolette. L'incognita Mose è tra i tanti punti alla base dello sciopero dei porti di Venezia e Chioggia proclamato il 7 ottobre da CGIL e Cislewill. Pur col massimo rispetto delle scelte sindacali, Musolino definisce lo sciopero singolare. A fronte del fatto che ci sono stati per anni problemi con i dragaggi, problemi con lo sviluppo infrastrutturale, che noi stiamo risolvendo questo, che appunto abbiamo messo 286 milioni di euro di opere future, 45 di opere già fatte e che è stato fatto un grande lavoro di costruzione del porto del futuro, la preoccupazione forse delle crociere, che comunque è stata lì per oltre un decennio e che invece io mi ricordo spesso e volentieri che una parte dei sindacati, diciamo, di Porto Marghera aveva in avversione la parte delle crociere, non a favore.